14 maggio 1955. Viene firmato il Patto di Varsavia. Il patto, firmato da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria e Unione Sovietica, prevede una reciproca difesa in caso di aggressione e si contrappone all'Alleanza Atlantica, la NATO. Il mondo viene a trovarsi così diviso in due blocchi ostili. Nel 1956 anche la Repubblica Democratica Tedesca entrerà a far parte del patto. Il Patto di Varsavia venne sciolto ufficialmente il 1 luglio 1991. 1955. In contrapposizione ai paesi riuniti nel Trattato del Nord Atlantico, su volontà del Cremlino nasce il Patto di Varsavia. Oltre all'URSS raccoglie Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Albania. L'Europa è divisa in due dalla cortina di ferro. 1956. Ad una settimana dalla rivolta popolare, l'Ungheria chiede assistenza all'ONU e denuncia il Patto di Varsavia, ma l'intervento dei carri armati sovietici conduce nel 1957 alla firma di un trattato bilaterale che rafforza la presenza di truppe del blocco comunista in Ungheria. 1968. Con l'avvento di Dubček alla guida del Partito Comunista Cecoslovacco inizia la stagione della primavera di Praga e la ricerca di un socialismo dal volto umano. Si apre per la seconda volta una crisi drammatica nel Patto di Varsavia. Dopo lunghe trattative i sovietici cercano la via della forza e in agosto le truppe sovietiche e degli altri paesi comunisti mettono fine all'esperienza di Dubček. 1985. Mikhail Gorbaciov diventa segretario del Partito Comunista Sovietico e lancia un tentativo di riforma dall'interno dell'Unione Sovietica. Comincia la stagione della perestroika e si lanciano i primi segnali per la fine della Guerra Fredda. 1989. A Varsavia i ministri degli esteri del patto affermano che ciascun popolo è libero di scegliere il proprio destino. La caduta del muro di Berlino segna il crollo del blocco comunista. È la fine di un'epoca. Comincia il ritiro delle truppe sovietiche dall'Europa centrale. 1990. I 22 paesi aderenti alla NATO e al patto comunista firmano a Parigi una dichiarazione comune che sancisce di fatto la conclusione della Guerra Fredda. Dopo 35 anni cala la parola fine sul Patto di Varsavia. Dopo 70 anni inizia la dissoluzione dell'impero sovietico.